Com. I carabinieri hanno individuato la persona che era fuggita la notte dell'omicidio di Ivano Gritti. La sua testimonianza potrebbe essere fondamentale. La compagna della vittima: ci hanno distrutto la vita. Tragedie sul lavoro, c'è salto, 40enne di Sestino di Livenza, colto da un malore, cade e batte la testa a terra, inutili tentativi di salvarlo. È stato un incontro positivo, la preintesa è vicina a dirlo il governatore Zaia a margine dell'incontro col sottosegretario Bressa sull'andamento delle trattative per l'autonomia. Marcia indietro della maggioranza in Consiglio regionale sui vitalizi agli ex consiglieri, il taglio sarà confermato anche per il 2018. Sgombro 4 in via del Lavoratore a Marghera, mamma e bimba di 3 anni costretta a trovare riparo in una struttura protetta, la nonna rimasta senza casa stanotte dormirà nel vano scale. L'ennesimo auto che entra a Venezia, automobilista distratto arriva con la vettura a ridosso dell'imbarcadero di Piazzale Roma, 2 passi dal ponte Calatrava, raggiunto dai vigili, ha detto stavo cercando parcheggio. Gli archeologi dell'Università Ca' Foscari hanno scoperto il primo albergo di Jesolo, un complesso di edifici sorto nel IV secolo d.C. nell'odierna località Le Mure. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Lo avete dunque sentito dai titoli, è stata individuata la persona che è fuggita la notte in cui Ivano Gritti è stato ucciso a colpi di pistola dall'amico Esposito. A distanza di poche ore dall'omicidio di Ivano Gritti, i carabinieri sono riusciti ad individuare la persona che era presente quella notte in Calle delle Chiovere, poi fuggita e che potrebbe essere una chiave importante nelle indagini. Secondo la descrizione fornita da una vicina che si era affacciata alla finestra sentendo il trambusto, sarebbe una persona di origine nordafricana che al momento della fuga indossava una felpa grigia col cappuccio e un cappello. Potrebbe conoscere i motivi per cui Gritti stava urlando, prendendo a calci e pugni la porta dell'abitazione occupata abusivamente, da cui Ciro Esposito ha sparato i colpi di pistola attraverso il vetro, uccidendo l'amico, morto poco dopo in ospedale. Noi non escludiamo nulla, né il regolamento dei conti tra i due, né un motivo passionale, né qualsiasi altra cosa che può essere successa. Se una delle piste seguite dai carabinieri è quella della banda dei supermarket che nelle ultime settimane ha colpito in centro storico, la testimonianza del nordafricano potrebbe essere rivelatrice nella risoluzione del caso. Intanto, dopo essere stato portato in caserma dai carabinieri, Esposito avrebbe avuto una crisi di pianto davanti al magistrato nell'apprendere che aveva sparato al suo amico e probabilmente compagno di affari. Non sapevo fosse lui, avrebbe detto, ho avuto paura e ho sparato. Il colloquio col pubblico ministero è durato 1 ora e mezza e l'arrestato, che deve rispondere anche di porto abusivo di arma da fuoco, ha spiegato di aver preso la pistola nel momento in cui c'era qualcuno che urlava e batteva alla porta. Non ha chiarito immediatamente i motivi, ha dato una versione dei fatti quando è stato ascoltato dal magistrato di turno della Procura di Venezia davanti ai carabinieri, versione che comunque noi stiamo approfondendo, perché le motivazioni possono sicuramente essere molteplici. Domani ci sarà l'udienza di convalida dell'arresto. Mi rimangono solo qualche fotografia e tanto dolore. Inizia così lo sfogo su Facebook della compagna del 47enne Ivano Gritti, ucciso dall'amico Ciro Esposito l'altra notte a Venezia. Ancora non ci credo, scrive la donna, la sera eri al mio fianco, ora non ci sarai più, mi sento persa, è dura stare senza di te, aggiunge, troppo silenzio c'è ora in questa casa, e pubblica sui social una foto assieme al compagno scrivendo: questi eravamo noi prima che gli altri ci distruggessero la vita. Ed ora invece la tragedia che si è consumata nella tarda mattinata di oggi in un'azienda di Cessalto. Un operaio ha perso la vita forse a causa di un malore. Vediamo. Alla BFR meccanica di Cessalto nessuno ha voglia di parlare. Fuori una macchina dei carabinieri, dentro lo shock e il dolore per quanto accaduto questa mattina intorno alle 13:30. Una tragedia che proprio i militari dell'Arma stanno ricostruendo, ma dalle prime informazioni sembra che Simone Nicolini, 40 anni, di Sestino di Livenza, operaio nell'azienda che effettua lavorazioni meccaniche di precisione, stesse eseguendo dei lavori di manutenzione quando sarebbe stato colto da un malore, probabilmente un infarto. L'uomo avrebbe così perso l'equilibrio e sarebbe caduto a terra sbattendo la testa.
La scena davanti ai colleghi impotenti che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto i sanitari del SUEM che hanno provato a lungo a rianimarlo, ma purtroppo per Simone Nicolini non c'era più nulla da fare. Resta da chiarire se a causare la morte dell'uomo sia stato il malore o la caduta. Rimane però il dolore per la morte improvvisa di Simone. Una tragedia che ha sconvolto tutta la BFR e la frazione di salute di Livenza, dove il quarantenne viveva con la moglie e le 2 figliolette. È a loro che ora va il pensiero di tutti, a loro che questa mattina avevano salutato Simone senza sapere che non l'avrebbero mai più rivisto tornare. Ed ora parliamo dell'inchiesta sull''ndrangheta che ha portato alla luce ramificazioni anche nella Marca, agli arresti domiciliari. Il presidente del Mogliano Calcio, il direttore generale della società, è innocente e al più presto intende chiarire la sua posizione perché la sua immagine ne esca pulita. Vediamo. Lui non c'entra niente, prova di fatto che farà anche una conferenza stampa appena possibile quando avrà parlato col giudice per spiegare tutte queste situazioni. Marco Gaiba intende chiarire al più presto la sua posizione, prima con il giudice e poi alla stampa, perché quelle accuse cadute sulla sua testa pesano come un macigno. Secondo la procura di Catanzaro, a capo dell'inchiesta sull''ndrangheta, Gaiba avrebbe fatto da prestanome per creare società che sarebbero servite all''ndrangheta per riciclare il denaro della malavita. Ma chi lo conosce non crede a tutto questo, come Alessandro Lunian, che oramai da quasi 15 anni è legato a Marco Gaiba non solo dalla passione per il calcio e la guida della FC Union Pro, ma anche da una profonda amicizia. Per poche persone sarei pronta a mettere la mano sul fuoco, ma per Marco lo farei sicuramente, afferma Lunian. Addirittura è parte lesa, si è trovato coinvolto suo malgrado in questa brutta faccenda, nel suo DNA sarebbe impossibile pensare che qualcuno gli potesse fare una cosa che non va bene. Gaiba ora si trova agli arresti domiciliari. Poche le persone con le quali può parlare, a loro ha espresso la sua estraneità ai fatti e la sua completa innocenza. La società di calcio di cui è presidente sulla pagina web ricostruisce i fatti che risalgono al 2012, quando, si legge nella nota, Gaiba ha avuto delle quote in una società che aveva creato a Cirò Marina con una persona che ora è stata accusata di far parte dell''ndrangheta. Quando ho capito che però la cosa non era, non recuperava i soldi e addirittura la cosa non gli piaceva, a un certo punto ha cercato di rientrare delle quote, ma questa persona non aveva i soldi per dargliele, e allora lui, pur di liberarsene, gli ha lasciato tutto quanto. Vedersi sbattuti in prima pagina con accuse così pesanti fa male, continua Alessandro Lunian. Speriamo che il prima possibile Marco possa chiarire la sua posizione, anche se la sua immagine ormai è macchiata, ma l'unica sua colpa, se così si può dire, spiega il dirigente, è quella di aver avuto fiducia nelle persone sbagliate. Ci crede nelle persone, non è andato a valutare alcune cose che sarebbe stato meglio magari controllare con che persone aveva a che fare. In queste ore nella chat della società tanti messaggi di solidarietà e vicinanza di allenatori e dirigenti dell'FC Union Pro nei confronti del loro presidente. Noi lo aspettiamo, dice il direttore generale della società, e anche i genitori degli oltre 400 iscritti, tutti convinti della sua innocenza. Siamo sicuri che questo succederà perché lo conosciamo. E continuiamo a parlare dell''ndrangheta in Veneto, la parola ora ai cittadini che puntano il dito contro la classe politica collusa e ipocrita, dicono la nostra inchiesta. A Marghera, nel town del Passaparola, si è già sparsa la voce dell'arresto di un 48enne noto esponente di spicco dell''ndrangheta. È da tempo che sappiamo che non è più una questione del meridione d'Italia, ma che è diffusa in tutta Italia e anche all'estero, è da molto, inutile stupirsi. Non è che una volta era meno, adesso è di più, adesso è semplicemente più sfacciato, ci si preoccupa forse un po' meno di coprire queste cose, è talmente diffuso che è diventato quasi un costume, quasi una normalità, un vivere normale in mezzo a queste situazioni che non sono chiare. Mi meraviglio, che altro dobbiamo aggiungere? La maxi operazione dei carabinieri del Ross contro l''ndrangheta con ben 169 arresti tra Italia e Germania in manette nel veneziano, con il Margherino anche il presidente del Mogliano Calcio. Sì, ma guardi, i problemi che abbiamo oggi sulla criminalità, sull'intolleranza verso gli altri, no? Sono anche il frutto di una società dove il capitalismo è brutale, cioè distrugge i deboli, fortifica i forti. Lì dove ci si può inserire e dove fa comodo ci si inserisce per avere ovviamente i contatti giusti, quindi non è che non ci si stupisce di questo. Si dividono la torta, vabbè, solite banalità, come dicevo a monte è un problema culturale, basta.
Che altro aggiungere? Dalla cosca gestite l'accoglienza ai migranti, la fornitura di vini preparati per la pizza, il taglio di alberi al turismo, eppure la vendita del pescato dei porti di Ciro Marina e nel Cosentino, oltre alla raccolta e riciclo di materie plastiche e rifiuti solidi urbani. Come si può risolverli? Sicuramente con una classe politica che sia meno ammanicata con tutti questi sistemi. Una volta magari c'era forse più pudore, c'era più vergogna e quindi si tentava magari di apparire più sani, più leali verso il popolo. Adesso probabilmente ci si frega un po' di più di questo, si ha un po' meno rispetto anche. Andiamo al voto. Basta, non aggiungerei altro. E continuiamo con la cronaca perché c'è stata un'inchiesta della Guardia di Finanza di Pordenone sulla manodopera illegale, 28 aziende venete coinvolti, lavoratori reclutati tra stranieri e immigrati del sud Italia. Le società di partenza sarde erano fittizie, i lavoratori, oltre 1 migliaio, reclutati come manodopera illegale, decisamente no. Il cervello del sistema che ha portato la Guardia di Finanza a scoprire un vasto giro di caporalato, emissione di fatture inesistenti e riciclaggio in tutto il nord Italia era un pregiudicato per reati finanziari residente nel Pordenonese, ma quasi tutte le 37 aziende che usufruivano illegalmente di questi lavoratori si trovano in Veneto. Ben 17 nella Marca Trevigiana, 6 nel Veneziano, 3 nel Vicentino, 2 nel Padovano. 28 realtà manifatturiere i cui rappresentanti legali sono tutti indagati. Il sistema scoperto dalle Fiamme Gialle friulane consisteva in falsi rapporti di appalto e subappalto con società fittizie intestate a prestanome, sulle quali venivano fatti convergere gli obblighi fiscali e contributivi della manodopera. Successivamente, questi lavoratori formalmente impiegati alle dipendenze di società inesistenti sarde venivano poi, mediante degli appalti dissimulati, impiegati dal punto di vista fattuale presso le aziende in cui erano a tutti gli effetti dipendenti. Manodopera illegale, anche se non ridotta in schiavitù. Le paghe erano di mercato, il problema è che questi lavoratori, in cerca disperata di un'occupazione, si trovavano senza alcuna tutela contributiva, fiscale, previdenziale e assicurativa. Certo, il danno nei confronti dei lavoratori comunque è evidente, non a caso erano lavoratori soprattutto che provenivano dall'est Europa o dalle regioni del sud Italia. Le aziende che li impiegavano emettevano fattura alle società intermediarie detraendo l'IVA. Queste ultime venivano quindi messe in liquidazione o lasciate inattive e sostituite con altre delle medesime caratteristiche. In tutto 59 persone indagate con 1057 posizioni illegali riscontrate e fatture per operazioni inesistenti per circa 21 milioni di euro. Ed ora parliamo di autonomia, incontro a Roma tra il governatore Zaia e il sottosegretario Bressa. Un buon incontro, produttivo e positivo, e diciamo che ci avviamo verso la firma di questa preintesa quadro che è già una bella pietra miliare. Un altro incontro positivo, quello tenutosi al Ministero degli Affari Regionali a Roma tra il governatore Zaia e il sottosegretario di Stato Bressa sull'andamento del negoziato per l'autonomia del Veneto. La firma dovrebbe arrivare a breve. Entro prima della presentazione dell'inizio della campagna elettorale. Noi assolutamente non stiamo contemplando interruzioni. Dopodiché arriverà il nuovo governo, il lavoro continuerà e ovviamente ci sarà la preintesa quadro firmata qualche mese prima che regolerà anche i tempi del lavoro con il nuovo governo. La discussione si è incentrata sulle 5 materie: sanità, lavoro, ambiente, istruzione e Unione Europea, già poste sul tavolo, ma ha annunciato Zaia è solo un primo passo, ci sarà presto un altro pacchetto. Le materie che stiamo trattando, un altro pacchetto di materie, e io spero anche la necessità di mettere tempi certi anche per il lavoro che si farà in futuro, lavoro che magari sarà dedicato ad altri interlocutori governativi. Per quanto riguarda i finanziamenti, il governatore li ha definiti un aspetto fondamentale, precisando che andrà discusso con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Dovranno essere rispettosi, ha concluso Zaia, di quello che una regione manda a Roma e che deve tornare sul territorio. Marcia indietro della maggioranza sui vitalizi agli ex consiglieri regionali, il taglio sarà confermato anche per il 2018. Come Regione Veneto abbiamo in essere un provvedimento di riduzione della spesa dei vitalizi con un contributo minimale di solidarietà da parte appunto degli ex consiglieri, scadeva il 31 dicembre, con
questo nuovo inizio appunto di attività legislativa del 2018 andiamo a riproporre quel provvedimento per il prossimo triennio, per dare continuità appunto al contributo di solidarietà e per affrontare il tema appunto della questione dei vitalizi in essere. Così la maggioranza prova a mettere fine alle polemiche scattate col cambio di calendario. La proposta di legge dell'ufficio di presidenza è un'inversione di rotta rispetto all'orientamento dei giorni scorsi, quando si parlava di sospendere per un anno il contributo di solidarietà prelevato dalle laute pensioni dei 245 ex consiglieri regionali. Avevamo depositato un'analoga proposta qualche ora prima, fanno sapere dal Partito Democratico. A questo punto andiamo avanti insieme per arrivare all'obiettivo. Non ho nulla da dire sull'argomento, dichiara Aldo Bottin, presidente del coordinamento nazionale degli ex consiglieri regionali e autore di uno sfortunato ricorso giudiziario contro la sforbiciata. Sul tema dei costi della politica è tornato a farsi sentire anche il governatore Luca Zaia, secondo cui è arrivato finalmente il tempo di discuterne in Consiglio regionale, facendo sintesi tra le 6 proposte attualmente ferme nelle commissioni con un disegno di legge unitario. Dichiarazioni che hanno suscitato l'animata reazione del Movimento 5 Stelle. C'è una legge semplicissima di una riga da me depositata 2 anni fa, che dice abolizione totale di tutti i vitalizi. Allora, sono 2 anni che la Lega fa solamente bla 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 e il governatore Zaia ci dice sempre che è il momento buono per farla e poi puntualmente non si fa nulla. Allora, se veramente c'è la voglia di abolire totalmente i vitalizi, prendiamo la nostra legge del Movimento 5 Stelle, la portiamo in aula e in un quarto d'ora li abbiamo aboliti tutti completamente. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Rieccoci in studio con l'edizione veneziana. Siamo a Marghera, sgombro oggi in via del Lavoratore con una bimba di appena 3 anni costretta a trovare riparo e con la mamma in una struttura protetta e con la nonna che senza casa stanotte dormirà nel vano Scale. Il servizio. Finita, ormai è finita, sì, basta, hanno vinto, hanno detto che sono quella che non sono. E non è vero, non è vero, non è vero. Piange e si dispera Antonella Capobianco, 49 anni, il prossimo aprile. Mi ha aiutato, sì, ho dato un po' ospitalità alla gente. Emaciata, stanca e impotente anche Chantal, la figlia di 24 anni, con in braccio la sua piccina di appena 3. Madre, figlia e nipote sono state fatte sgomberare da casa perché la occupavano abusivamente da 3 anni, qui in questa palazzina al secondo piano di via del Lavoratore a Marghera. Io speravo magari un'altra soluzione, però vabbè, andrò in una comunità e hanno detto che è una cosa temporanea, speriamo. Tutte e 3 questa mattina sono state cacciate in modo coatto da quella che da oggi non è più casa loro. 4 le auto degli agenti della municipale, con anche il cellulare utilizzato per caricare gli effetti personali della famiglia nei sacchi neri della spazzatura, riempiti con vestiti, abbigliamento vario e pure i giocattoli della piccina, che con la mamma ora si trova in una struttura protetta. Antonella, la capofamiglia, invece è rimasta sola e senza casa e con i suoi 2 cani, 3 gatti, questa notte dormirà nel vano Scale della palazzina, sempre che nel frattempo non venga cacciata anche da lì. Io in strada, perché quando hai bisogno di qualcuno non c'è mai nessuno. Il 2018 doveva essere l'anno del Mose, come prevedibile non sarà così. Slitta ancora la data di fine lavori per il Mose. Di fronte alle commissioni comunali riunite, il provveditore Roberto Linetti ha annunciato che la scadenza del 31 dicembre 2018 molto difficilmente sarà rispettata. A causare l'ulteriore ritardo il procedere a singhiozzo dei lavori, sia per la lentezza degli stanziamenti delle somme già deliberate dal Ministero delle Finanze, sia per mancanza di entusiasmo da parte delle imprese, dal momento che tutti gli utili sono congelati in previsione di cause future. Le ditte del Consorzio non hanno quindi alcun incentivo a procedere più celermente, ma secondo il Movimento 5 Stelle la ragione di questa lentezza potrebbe essere un'altra. Questo dimostra che probabilmente, come tutti credono, il Mose non funzionerà e che le stesse imprese di costruzione stanno rallentando i lavori perché hanno dubbi sulla sua efficacia. Allo stato attuale, sostiene Davide Scano, non vi è alcuna certezza che l'opera sarà in grado di fare il suo lavoro. Le opere sono state finora collaudate con tanti micro collaudi dati in modo poco trasparente e da quello che abbiamo visto finora, appunto, con le vernici che si staccano, i mitili che si attaccano, cioè
è presumibile che questi collaudi siano stati fatti anche un po' coi piedi. Grillini all'attacco anche sulla futura gestione dell'opera, per la quale lo Stato sta pensando di costituire un nuovo ente dedicato, col rischio che si trasformi nell'ennesimo carrozzone. I numeri stimati da Linetti giustificano il timore. Un centinaio di dipendenti, 20 milioni di euro solo per le spese del personale e poi altri 50-60 milioni da dedicare tra laguna e manutenzione del Mose. Tutte spese non previste, osserva Scano, dal momento che le stime degli anni scorsi parlavano di cifre di gran lunga inferiori, ma più ci si avvicina alla scadenza, più le previsioni dei costi tendono a crescere. Probabilmente quando sarà attivato il Mose saremo a 150 milioni l'anno di manutenzione, chissà. In auto a Venezia, ma in centro storico. Ci risiamo, è accaduto nuovamente oggi pomeriggio con l'ennesimo automobilista distratto e scortato, come vediamo da queste immagini, dagli agenti di polizia locale. Stava cercando parcheggio, pare, e così si è ritrovato all'altezza dell'imbarcadero CTV a fianco del ponte di Calatrava. I negozianti della zona ormai non ci fanno nemmeno più caso, certo la cosa può far riflettere su due fronti: indicazioni poco chiare e sicurezza anche in chiave antiterrorismo forse carente. Gli archeologi dell'Università Ca' Foscari di Venezia hanno scoperto il primo albergo di Jesolo. Il complesso, sorto nel IV-V secolo d.C., si trovava su un isolotto nei pressi dell'antico estuario della Piave Vecchia, nell'odierna località Le Mure. Dopo 2 anni di ricognizioni, scavi e ricerche, Sauro Gelicchi, direttore del progetto archeologico di Ca' Foscari nell'area e professore dell'archeologia medievale del Dipartimento di Studi Umanistici, presenta la scoperta. Si tratta di un posto di stazionamento, forse anche per funzionari imperiali, che si trovava lungo una rotta endolagunare. La presenza di questo percorso alternativo, meglio integrativo di quello terrestre, era ipotizzata, ma oggi ne abbiamo la prova archeologica. Finora è stata esplorata un'ampia porzione dell'edificio che serviva per l'ospitalità, caratterizzato da una serie di ambienti tutti uguali, affiancati l'un l'altro e suddivisi in stanze che dovevano accogliere giacigli e cucine. Siamo allo sport, basket, l'Umana Reyer ce l'ha fatta con Rosa Radom, ma quanta fatica, e ora si pensa a Milano. È stata una vittoria sofferta, siamo partiti bene, poi siamo calati molto, non è stato facile recuperare questo grande gap che erano riusciti a creare loro nel secondo e terzo quarto, poi nel quarto quarto siamo messi lì, abbiamo difeso e insieme siamo riusciti a rimettere in piedi una partita che non è stato facile assolutamente. Un'altra vittoria arrivata ai supplementari con i sudori freddi, ma alla fine gli orogranata hanno avuto la meglio in Champions League contro Rosarado con il risultato di 102-93 in un Palasport Taliercio carico di tifosi. Dopo un inizio buono abbiamo commesso degli errori che hanno permesso a Rosarado di rientrare e poi la partita credo che avresse preso una piega difficile per noi, perché abbiamo sbagliato tiri aperti, tiri da sotto. E quindi devo fare i complimenti, al di là poi dell'analisi tecnica, perché come dicevo prima credo che la mia squadra sia una squadra che ha dimostrato di non mollare mai, di avere qualcosa dentro che sono convinto che ci servirà per il resto della stagione, e soprattutto con quintetti molto difficili e molto strani che ho messo in campo, che penso siano stati invece quintetti vincenti. E una delle novità in quintetto è infatti Tonut, rientrato in campo anche se la squadra non è ancora al top. Adesso dobbiamo recuperare energie perché ci aspetta un big game, una grande partita contro Milano, però ci arriviamo, ripeto, analizzando tanti errori che abbiamo fatto, ma anche prendendo ciò di positivo che ha dato questa partita, ovvero che la squadra, veramente una squadra che ha voglia di far bene. Ed è proprio tutto da Venezia, vi lascio alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Prevale un tempo asciutto e stabile sulle nostre regioni, tuttavia con molte nubi. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Vediamo il dettaglio dell'11 gennaio. Sul Veneto tempo prevalentemente stabile, dunque asciutto, ma anche con un cielo che si presenterà parzialmente o irregolarmente nuvoloso, a tratti anche coperto, specie su Bellunese e Veronese. Le temperature massime saranno comprese tra 8 e 11 gradi, valori minimi tra 3 e 7 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia.
Anche sulla nostra regione il tempo risulterà asciutto un po' su tutti i settori, con ampie schiarite soleggiate, sia pure con presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Vediamo anche le temperature, le massime saranno comprese tra 10 e 12 gradi, valori minimi tra 4 e 5 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo al Trentino Alto Adige. Tempo asciutto e stabile, il cielo infatti si presenterà irregolarmente nuvoloso su tutta la regione, a tratti anche coperto, specie sui confini altoatesini, ma dunque senza fenomeni degni di nota. Temperature massime tra 3 e 9 gradi, minime tra -2 e 3 gradi. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati settentrionali. Per ora dal meteo è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.